senso generale, non solo hai danneggiato loro, ma non aiuti più neanche le persone che sono. Intanto ne diranno 20.000 persone. Comincia ora. Ci sono circa un paio di centinaia di ponti non nelle edilizie private. La costruzione ma come la struttura è anche l'edilizia privata deve essere come Messina è una delle città che tra le prime ad aver avuto una normativa così, perché è stata fatta nel 1909. Però oggi si parlava in televisione che il 40% delle case a Messina Ma sono quelli siamo antichi. noi Perché che... per questioni economiche questi assolutamente ne stanno facendo uno totalmente in ferro qui alle spalle nostre. Ah sì? Sì, in ferro, proprio strutture saldate, però quello non è che quello balla sempre allo stesso modo. Arrivederci. Era il piano terra, il primo. Il primo è sul terreno, sì, come si può dire. Vogliamo ricominciare? Ci La chiede? quinta. Dovete rimettervi il casco. Lo vuoi provare? Ti arrivi. Sì, però io volevo... Deve salire? Sì, facciamo salire... No, però non più, però se volete che posso. Sì, facciamoli salire. Facciamo salire un giudice del Tribunale di Messina. Vuole salire la signora? Non puoi, non ti insieme. Questo è molto forte. Non ti prendo. Allora, vi ripeto, poi ci sarà allora, vediamo quello che fate prima sul terreno in campo aperto, con una stanza che è esattamente la stessa che è stata registrata per turno in occasione del terremoto di Sicilia del 1970. Il terremoto che è magnitudo 6 e 9. Considera che il terremoto di Messina Reggio era 7,1 e la prima risposta la sentiamo come se fossimo all'aperto, quindi senza attenzione. Bisognerebbe davanti avete visto il bench? Abbiamo la classe 61. La stessa cosa che abbiamo appena descritto la immaginiamo, o meglio, la simuliamo all'interno di un palazzo semifermato, costruito con normativa antisismica, quindi un palazzo che resiste alla scossa, però naturalmente oscilla. Io ho portato fino a lui. salvato perché sono cadute tutte le cose. Queste praticamente sono tutte le gare, il palazzo è costruito, quello è costruito dal sistema antisistico, Perché questo stavo in antisistico? Vabbè. se no se ne andava in giro per la casa. Anche il quadro è inchiodato nel muro, se no sarebbe caduto. Noi abbiamo i caschetti, vabbè. Se l'avessimo misurato in scala Mercalli, questo era 10° grado scala Mercalli, quant'era? Allora, Il lampadario che balla che grado è la scala Mercalli? Dipende se è sussultorio o se è ondulatorio. non è un singolo oggetto, la scala Mercalli si assegna con un grado di intensità che esprime il danno o il risentimento
paese per paese. Quindi mentre un terremoto ha un valore di magnitudo che è la forza, quindi l'Irpinia 6 e 9, invece dal punto di vista del danno nell'area epicentrale i paesi avranno un'intensità della scala Mercalli più alta, 10 per esempio. Man mano che ci si allontana dall'area epicentrale i danni saranno minori e quindi la scala Mercalli diventerà 8, 7, 6 e così via. Normalmente l'ondulatorio dal sussultorio che cosa cambia? È un modo di dire molto antico che i giornalisti mantengono questo, ma non ha una sua... il senso è che quando arrivano le onde... Sì, perché le onde sismiche hanno varie componenti, alcune sono più veloci, alcune sono più lente. Le componenti più veloci si chiamano onde P, sono le prime che arrivano, e scuotono il terreno in un certo modo. Dopo un po' arrivano le onde S, che sono un altro tipo di onda, e lo scuote in una dimensione ortogonale alla prima, per cui si sente all'inizio un tipo di scossa e dopo un po' un altro, e tradizionalmente lo chiamavano così, diciamo. Dice che in base se è ondulatorio, se è sussultorio, tutti i soggetti tremano in una maniera diversa. Diciamo che se uno ha la sensazione che il terreno si muova così, anche volano le cose in un modo, se la sensazione è che il movimento sia orizzontale, cadono in un altro modo.